Bentrovati ancora una volta, è un appuntamento speciale perché parliamo di musica e parliamo di grandi performer di musica. Alla Casa della Musica di Cervignano si è tenuto un corso in 3D, per dire di tre divi della musica italiana, che hanno portato il loro sapere, hanno illustrato come si fa un tour tecnicamente e musicalmente, ovvero il tour ora di Jovanotti. Erano presenti Leo Di Angilla, Nucci Rigano e Saturnino Celani. Con lui abbiamo fatto anche un'intervista. Questa è la prima parte di questo speciale dedicato al seminario interattivo e alla Casa della Musica di Cervignano. Cervignano del Friuli ha un gioiellino nuovo che è la Casa della Musica. Qua dentro in questo momento sta partendo il seminario dove partecipano tre grossi musicisti guidati dall'arrangiatore e bassista di Jovanotti, Saturnino Celani. Fra un po' andremo dentro e vedremo quello che insegneranno questi signori professionisti della musica a 70-80 musicisti della zona. Che quando si nasce sta già tutto scritto dentro di uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificato. Cervignano Casa della Musica, l'ultimo investimento in ordine di tempo che l'amministrazione Paviotti ha fatto. Signor Sindaco, contenti di quello che avete realizzato? Siamo assolutamente contenti, direi soddisfatti, perché questo era un progetto nato con il mio primo mandato, quindi nel programma elettorale del 2002, in cui volevamo dare una risposta soprattutto al mondo giovanile. Noi avevamo già operato nell'ambito culturale, col teatro, la biblioteca, ma c'era una fascia d'età con la quale avevamo magari qualche difficoltà a trovare un punto di interlocuzione. Abbiamo pensato che la musica è trasversale, cioè un po' tocca tutti i ragazzi, giovani e adolescenti. Siamo andati a vedere una struttura simile a Trieste, abbiamo pensato che potevamo proporre una struttura dedicata alla musica. L'abbiamo chiamata Casa della Musica, copiando comunque da altri che avevano fatto prima, e abbiamo realizzato una struttura che poi però è soprattutto per i giovani, ma non solo, per tutti quelli che amano la musica, e quindi speriamo per una fascia ampia di cittadini. Casa della Musica, praticamente qua dentro cosa c'è? Ecco, qua dentro ci sono delle sale prova, 4 insonorizzate, cioè dove 4 band distinte possono nello stesso momento provare. Poi c'è al piano terra un ingresso, un foyer, una zona dove potrà essere allestito un bar, quindi una zona dove ci si può incontrare e trovare. Al primo piano c'è un piccolo auditorium da 100 posti, ma soprattutto c'è una sala di registrazione fatta con la tecnologia, credo, migliore che si possa trovare in questo momento, quindi a un livello molto elevato. Quindi si può sia fare delle piccole rappresentazioni, ma soprattutto si può registrare, e quindi è a disposizione del mondo musicale anche che fa attività a livello semiprofessionale o professionale. Quindi praticamente si dà una mano ai ragazzi a non provare in casa o nel garage, ma venire a fare le prove qua. Si dà una mano ai ragazzi, gli si dà una disponibilità importante e auspicabilmente si dà un punto di riferimento anche a coloro i quali hanno superato la fase così
del solo piacere di suonare e chi ha iniziato anche a fare da un punto di vista quasi professionale. Ci sono realtà importanti nella Bassa Friulana, non solo di Cervignano ma del territorio, e questa è una struttura che deve essere di territorio. Penso al coro di Ruda che ha vinto dei campionati del mondo di corale, penso al piccolo coro Artemia di un nostro amico che lavora spesso a Cervignano ma viene da Tor Viscosa, e potrei citare altri artisti o gruppi musicali che hanno varcato la soglia del semplice dilettantismo, sono arrivati a qualcosa di più. Ecco, qua trovano una struttura che può dare una risposta anche a loro. Prima abbiamo intervistato il sindaco, il vero padrone di casa. Il vero padrone di casa ha affidato a Francesco Contadini la gestione di questa casa della musica, una bella responsabilità. Sì, diciamo che è una bella sfida far funzionare questa struttura fantastica, tutti fanno i complimenti appena la vedono, è una struttura super attrezzata tecnologicamente, con 4 sale prova, uno studio di stazione incredibile, un auditorium dove oggi vedremo questo seminario, e è una sfida che noi dobbiamo in qualche modo adesso lanciare. Stiamo organizzando questo primo grande evento, abbiamo organizzato questo grande evento con questi grandi artisti, ma ne faremo degli altri durante l'anno per coinvolgere sia gli allievi della nostra scuola di musica, la Supersonic, sia tutti gli appassionati di musica della nostra regione. Chi c'è oggi, in un certo senso, a questa inaugurazione? Oggi ci sono innanzitutto dei grandi nostri amici, abbiamo Saturnino, bassista storico di Giovanotti, Leo Di Angilla, percussionista, grande nostro amico, e il nostro amicissimo Cristian Rigano, tastierista, perché lui è della nostra regione, ci conosciamo da ragazzini, quindi abbiamo 3 musicisti numeri 1, tutti sono stati premiati dal premio In Sound, miglior bassista, miglior tastierista e miglior percussionista italiani. E cosa ci fanno qua? Oggi faranno un seminario cosiddetto interattivo perché in qualche modo interagiranno con i nostri allievi, un seminario per spiegare come hanno allestito tecnicamente, musicalmente e tecnologicamente lo show di Giovanotti, perché loro sono reduci, hanno fatto l'ultima data della prima parte del tour proprio l'altro ieri, e quindi metteranno a disposizione di tutti i ragazzi che frequenteranno questo seminario la strumentazione per suonare anche con loro, e spiegheranno come hanno allestito lo show di Giovanotti del tour Ora. Questo è un primo appuntamento, e in seguito qual è l'uso di questa sala, di questa casa della musica che vorrete fare? Allora, sicuramente c'è un uso, quotidiano di dare la disponibilità ai ragazzi che vogliono provare, di affittare le sale prove attrezzate. Abbiamo uno studio di registrazione altamente attrezzato, con strumentazione di grande qualità, e a delle tariffe veramente convenienti, quindi i ragazzi che vogliono registrare le loro canzoni, i loro demo possono venire qui. Abbiamo un auditorium che può venire utilizzato sia per le registrazioni, sia per spettacoli, piccoli saggi, concerti e quant'altro, insomma. E se qualcuno volesse chiedere informazioni, come fa? Beh, è semplice, basta o telefonare al numero di telefono della Casa della Musica, che è 0431 388 990, oppure riferimento alla nostra scuola di musica Supersonic, abbiamo un numero di telefono 0431 370 205, o il sito www.supersonicstudio.com. Ed entriamo qua, perché qua ci vuole una spiegazione. Durante il seminario ci sono state proiezioni di alcuni video riservati per delle riprese che devono ancora uscire sulle DVD di Giovanotti. Ho chiesto a Saturnino però il permesso di poter trasmettere questo piccolo spezzone, perché cosa è successo? Mostravano il brano suonato e ripreso allo stadio, a Verona, all'Arena di Verona, e i 3 musicisti piano piano dal video sono passati al live, ed è stata una cosa molto molto interessante. Vedrete un pezzettino di questo video con Giovanotti all'Arena di Verona, circondato dal pubblico e dai musicisti, e piano piano l'audio si trasformerà da audio del DVD a audio live, e ve lo consiglio, è una cosa molto interessante. È bellissimo suonare in mezzo, immersi in mezzo al pubblico, è fantastico. Perché la risposta non c'è nelle parole, bella come una
In questo momento lo sta mettendo a posto, in realtà è un basso ukulele, lo stiamo vedendo vicino ad altri bassi suoi. Saturnino Celani, ben trovato, sei a Cervignano alla Casa della Musica, cosa fate? Prima di essere musicista di giovanotti, oggi ti interrogo da docente in un certo senso, cosa fate oggi alla Casa della Musica di Cervignano? Innanzitutto ciao a tutti, siamo venuti perché siamo molto amici di Franz Contadini, che è direttore artistico di questa struttura, e perché mi permetto di parlare anche a nome di Cristian e di Leo, ci sta a cuore trasmettere quelle che sono le nostre esperienze da appassionati della musica in maniera remunerata, come piace definirmi, a tutti quelli che interverranno oggi. Quindi come è meglio affrontare un percorso di questo tipo da sensei, che è un termine orientale che viene erroneamente tradotto come insegnante, ma in realtà è la persona che è passata prima di te dallo stesso sentiero. Quindi cerchiamo di dare non delle scorciatoie ma delle indicazioni precise per passare in quella strada. Da quando hai cominciato a suonare qualcosa e soprattutto quando hai deciso di diventare professionista o sei diventato professionista? Ma io credo che la musica, come tutte le forme d'arte, sia una passione che se decidi di perseguire sei già diventato professionista, cioè quello è il primo passaggio. Poi c'è una cosa bellissima che dice Frank Zappa nella sua autobiografia, dice: prima di diventare un musicista compositore cerca di avere un lavoro part-time, perché chiaramente farla diventare una passione remunerata è un po' come fare 6 al Superenalotto, no? È un grandissimo privilegio, quindi è una cosa che una volta che inizi a fare non devi mai perdere di vista, e devi farla con una dedizione da samurai. Come potete vedere, ci sono 2 tatuati sulle mie braccia, perché insomma, per farvi vedere come cerco di perseguire la mia passione. Quando sei diventato professionista, effettivamente, quando ti sei sentito musicista professionista ma anche pagato, come c'è stato un momento nella tua vita? Ma ci sono stati dei momenti in cui ho incontrato delle persone che mi hanno detto: forse dovresti iscriverti alla SIAE se vuoi fare il musicista, dovresti aprire una partita IVA, questo è l'aspetto burocratico legale, no? E poi invece ho incontrato un'altra persona come Lorenzo, che l'ho incontrato in uno studio di registrazione dove ero già stato a registrare per Gatto Pancieri, per un album prodotto da Patrick Zivas. Il pezzo era L'amore va oltre. Un altro bassista famoso, in realtà premiato Fonorio Marconi, che mi aveva sentito suonare in un locale milanese insieme a Gigi Cifarelli, e lì ho conosciuto Lorenzo, che mi ha detto una cosa stupenda. Ho iniziato a suonare dopo aver parlato con lui circa un paio d'ore, e mi ha detto che sei libero per i prossimi 6 mesi, e da lì questa cosa è successa 20 anni fa, abbiamo festeggiato i 20 anni di collaborazione quest'anno, e da lì non mi sono più fermato. Questo binomio, che penso sia la persona che da più tempo lavora con Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, come va? Ma soprattutto come sei riuscito a instaurare un così lungo binomio temporalmente? Ma in realtà una cosa che sicuramente ha aiutato è che siamo quasi coetanei, cioè ci portiamo 3 anni di differenza. Ci accomunano un sacco di passioni, prima di tutto la musica, poi amiamo anche divertirci in maniera, cioè siamo insomma 2 persone sane, e poi perché finora è andata bene così, ma siamo cresciuti entrambi moltissimo insieme. Le tue musiche, i tuoi arrangiamenti, tu hai ideato anche delle canzoni che sono dei capolavori, a mio parere, da come ti nascono? Nascono... Cioè, all'alba, in uno studio, bevendo qualcosa? No, nascono proprio nello studio di registrazione, lasciando libero sfogo all'istinto totale. Quindi nel momento in cui mi viene richiesto fai una linea di basso su questa ritmica, io chiudo gli occhi e vado dritto. Un'ultima cosa per i ragazzi che verranno oggi, che cosa dovresti dire? È la solita domanda: chi vuole intraprendere la carriera della musica, di avere che cosa? Ma di avere una grande forza di volontà, enorme determinazione, ambizione, perché no, assolutamente, e poi secondo me di scegliere un posto dove c'è condivisione di progetti, di progettualità. Cioè io mi sono mosso, sono cresciuto in una città come Ascoli Piceno, che non è tanto diversa da
da Cervignano, no? Che è stata un'ottima palestra, però poi devi spostarti e cercare il confronto per poter alzare l'asticella, no? Per poter crescere. Quindi girare. Quindi io mi sono spostato a Milano, però conosco persone che si sono spostate, che ne so, da Roma negli Stati Uniti, e poi come giustamente dice Morandi, 1 su 1000 ce la fa, è dura, però bisogna sempre, cioè mai mollare la presa, cioè sempre convinti e bisogna perseverare tantissimo. E per oggi è tutto, lo speciale della Casa della Musica di Cervignano prevede ancora una puntata, appuntamento quindi con la musica, con la Casa della Musica di Cervignano fra 7 giorni. Ciao!